In tutta Italia sono 300, in Veneto 25 sono le estetiste oncologiche, una professione sempre più cruciale per accompagnare le e i pazienti di tumore nel percorso per alleviare gli infetti invalidanti e gli inestetismi che incidono sulla sfera sociale e psicologica. A formare questa professione è l'associazione Apeo, che a Castelfranco ha fatto il punto sul tema con Confartigianato. È una figura importante, come dico io, nel seguire il paziente che ha bisogno di tante figure, ha bisogno dell'oncologo, ha bisogno del chirurgo, ma ha bisogno anche di qualcuno che lo aiuta a gestire la propria pelle, ok? Che non è solo la bellezza, ma è il non aver dolore, avere le unghie che non fanno male, sapere cosa usare per lavarsi, sapere che prodotto utilizzare per la protezione solare, insomma una figura che sappia accompagnare il paziente in tutto il percorso oncologico. Apeo le forma, le mantiene aggiornate, sono obbligate a fare un congresso annuale scientifico e un aggiornamento annuale, quindi dopo una formazione di 6 mesi hanno questi obblighi per poter mantenere lo status di estetista Apeo. Tutte le informazioni su www.esteticaoncologica.org. Fondamentale formare nuove estetiste per incrementarne il numero. La formazione è molto fondamentale, essere nelle mani giuste è molto importante e quindi cercare anche dei corsi in cui attestino queste certificazioni da parte appunto, soprattutto essere formate da persone competenti. Fondamentale anche parlarne sempre di più, coinvolgendo le categorie. La divulgazione del benessere e della qualità della vita che possiamo dare in supporto chiaramente in una fase di terapia molto, molto importante può dare una risposta veramente adeguata a quello che è, diciamo, la qualità della vita.